parlano dei disoccupati, bisogna fare degli interventi nei confronti di chi si trova senza lavoro, giustamente, però non ci sono i fondi. Per ogni anno ci sono 150.000 euro in Veneto da dare alle sagre degli uccelli, a fondo perduto. Questa è un'invenzione di Bernato e della Donatana. Nessuno dice niente. I roccoli sono, se vedete quelle foto che ho fatto girare, c'è il petto rosso nella rete, sono dei posti dove prendono gli uccellini con le reti, che è vietato dalla Commissione europea, dalla Comunità europea, da una direttiva comunitaria. E i roccoli, ogni anno, le province, siccome sono loro che fisicamente pagano le persone, spendono in totale 250.000 euro per catturare i richiami vivi per poi darli ai cacciatori. Cioè, sono soldi nostri, sapete. Nel 94-95 mi sono beccato anche una denuncia, io e altre persone, perché in veste di guardia siamo andati a controllare i roccoli, ma che sia mai che dei volontari con decreto di guardia venatoria rilasciato dal prefetto, quindi in massima regola, vadano a controllare una villa della provincia. Naturalmente una denuncia che è stata attivata, ma intanto provano, no? E poi ci sono le persone che magari meno preparate, eccetera, prendono paura, quindi è purtroppo un'arma che usano spesso, questa della denuncia così, denuncia così, che poi non trova nessun seguito comunque, no? Dopo, effettivamente, poi i danni della caccia non sono solo anche economici, ma vi parlavo del piombo, c'è stata una moria di fenicotteri in laguna veneta, perché il fenicottero con quel becco lì mangia dei piccoli crostacei, delle piccole alghe, eccetera, trova il sassolino, mangia i sassolini perché serve per la dieta. In realtà quei sassolini che lui trova non li sa distinguere, è piombo, li mangia e poi molti muoiono. Alle anatre e anche ai fenicotteri accade il fenomeno del saturnismo. Le femmine poi fanno le uova con l'uscio molle, quindi non si possono più riprodurre. Nel 2005 abbiamo raccolto a Treviso 14.000 firme, date a Zaia sempre, per proteggere i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale. Dopo anni finalmente la Regione Veneto aveva stabilito quelle poche aree, sono un 3-4% del territorio, importanti per la fauna selvatica, per la biodiversità. Abbiamo raccolto queste firme e abbiamo detto: mettete il vincolo dei diritti di caccia in queste aree. Faccio alcune zone del Piave, per esempio, parte del Grappa, parte del Montello, il Prato dei Gai. Abbiamo chiesto che venissero protette queste aree, praticamente hanno fatto delle, per dire che avevano fatto qualcosa, hanno fatto delle cose francobollo, le abbiamo chiamate, che se tu spari fuori dall'ose da una parte, qualsiasi uccello o animale che c'è dentro va fuori dall'altra, dove c'è il cacciabile, perché è così piccola che il rumore. Pensate a che livello siamo. E poi evidentemente abbiamo un altro scandalo, secondo me, quello della rabbia. Ecco, il scandalo è veramente una cosa originale. Pensate, la rabbia si trasmette a tutti i mammiferi. Hanno trovato un asino con la rabbia. Molti ungulati, ovvero caprioli, eccetera, prendono la rabbia. Hanno bloccato subito i proprietari dei cani, anche i cacciatori, non devi più portare i cani in giro, in tutta la zona della Code Montana, in tutto il Bellunese. Se trovi un animale morto, vuoi toccarlo, devi chiamare l'ULS. Però hanno consentito ai cacciatori di andare a caccia a caprioli e cervi. Ma come? Se sono degli animali potenziali portatori, consenti a loro che dopo non li sottopongono sicuramente all'analisi per vedere se hanno la rabbia, di prenderli, manipolarli, eccetera, mandano 400.000 tra trevigiani, veneziani e bellunesi, persone a vaccinare i loro cani, a fare code incredibili, eccetera, per debellare questo fenomeno. Però dopo lasciano i cacciatori di continuare ad andare in giro, sparare, sporcarsi di sangue le mani e quant'altro con animali potenzialmente portatori di rabbia. Ma presa anche un asinello, quindi un asino che vive in una fattoria vicino alla casa, figurarsi un capriolo, quando c'è la rabbia, un capriolo che è in giro, bene o male, può prenderla. Una volpe può sempre cercare di attaccare un giovane, un cucciolo di capriolo, quindi se la volpe la rabbia o... Allora, queste qua sono due sentenze del Tribunale di Treviso di condanna. Allora, queste qua sono del 12 gennaio del 2009, una, e l'altra del dicembre 2008, quindi non hanno molto tempo, sono abbastanza recenti. Allora, una è stato condannato Botteon Franco e con l'altra Pagnani Paolo. Vediamo per che cosa sono stati condannati. Vi dico chi sono e perché sono stati condannati. Reato scritto
mese 8 di reclusione per abuso in atti d'ufficio e falso in atti pubblici, sono due reati, no? Allora, uno dei due è stato anche dispone nei confronti è stato imputato la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici per la durata di un anno. Ma come mai interdizione dei pubblici uffici? Vuol dire che è uno che lavora in un ufficio pubblico. Questo è il direttore dell'ufficio carcere a provincia di Treviso. Questo qua sapete che cosa ha fatto? In sostanza ha fatto prendere a modo abusivo la licenza di caccia a un certo Giampaolo Lobo. Non so se l'avete mai sentito nominare, ex europarlamentare, attualmente sindaco di Treviso, eccetera. E che hanno beccato il funzionario dell'ufficio caccia. Poi c'è l'altro Tonon, questo è un Botteon, scusate, questo è un avvocato, sempre della provincia di Treviso, anche questo condannato, però questo è stato condannato per un'altra cosa, molto diversa da quella di prima. Nel senso che la persona è diversa, nel senso che è un po' più magra. Allora, scusate, Muraro, quello è un altro, mai sentito nominare. Anche questo, licenza di caccia abusivamente rilasciata a Leonardo Muraro. Chi è che la magistratura va a incastrare? Va a incastrare due funzionari. Cioè, questo qua, Botteon Franco, è un dipendente della provincia, il presidente della provincia è Muraro, Leonardo, gli danno la licenza in modo abusivo Leonardo Muraro, chi è che vanno a condannare? Tornando a sto signore qua, Pagnani Paolo, io ho detto no, dispone nei confronti di stato imputato la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni 1. Provate a indovinare quanto tempo di interdizione dei pubblici uffici ha fatto sto signore qua, nonostante la sentenza. Mai, neanche un giorno, neanche un'ora. Cioè, questo è quello che accade, caccia sporca, siamo stati buoni, siamo stati bravissimi a chiamarla caccia sporca. E quindi, morale della favola, ecco, questo è il nostro assessore regionale all'istruzione alla scuola, Elena Donanzani, in mezzo a un gruppo di persone con una doppietta in mano. Ecco, questo è l'esempio che il mezzo dà anche ai ragazzi, agli studenti. Con una doppietta comunque, le è giusto fare anche altri nomi, perché sennò non è giusto prendersi sempre con Zaglio, no? Ecco, nel 2008 hanno approvato questa legge regionale. Quest'anno non l'hanno fatta, hanno fatto le delibere che le abbiamo bocciato. Nel 2008 c'è stata l'ultima legge che sono riusciti ad approvare. E noi abbiamo promesso, noi della Lega Produzione Caccia, assieme alla Lega Italiana Protezione Uccelli, di rendere pubblici i nomi di chi aveva approvato quella legge. Li abbiamo suddivisi per province, quelli di Treviso vi leggo. Caner Federico di Treviso, Lega Nord, ha approvato questa legge sulla caccia in deroga. Re Gian Antonio di Cappella Maggiore della Lega Nord. Gerolimetto Amedeo di Castelfranco Veneto di Forza Italia. Silvestrin Flavio di Conegliano, Unione di Centro. E Sernagiotto Remo di Montebelluna, Forza Italia. È bene sapere questi nomi qua. Anche se è successa una roba veramente, secondo me, vergognosa. Allora, cosa è successo? Tutti i gruppi di minoranza hanno deciso, siccome sono andati a finire alle 2 di notte come sempre, perché portano allo stremo, erano le 2 di notte del giorno 1 agosto, esatto. L'1 agosto, eccolo qua, di notte. Quindi immaginate le mogli o i mariti a casa con i figli con le valigie pronte per partire andare in ferie, quindi prendono sempre tutti per la gola. E allora cosa hanno detto le minoranze? Facciamo cadere il numero legale, usciamo, se riusciamo a mandarli sotto 30, decade il numero legale, riaggiornano il consiglio, poi loro rientrano a fine settembre, quindi non se ne parlava più di cacciandere, va bene? Sono usciti i Verdi, Rifondazione, Comunisti, Italia dei Valori, la lista civica, pezzo del PD, insomma sono rimasti dentro un po' tutto il centrodestra, però sono rimasti dentro, e noi ce la siamo presa veramente a morte con questi signori, anche perché a morte? Perché loro dicevano di essere contrari a queste leggi, Azzi, Carlo Alberto e Andrea Causin, sono 2 del PD. Pensate, questi sono rimasti dentro e hanno fatto da stampella al governatore Galan, no? E hanno consentito l'approvazione della caccia in deroga. E non hanno avuto neanche il coraggio di votare a favore, si sono astenuti. Cioè, proprio
fino in fondo. No, quello che spaventa è che comunque da una parte o dall'altra uno dice cavoli, perché sto Andrea Causin è vice segretario regionale adesso del PD, questo che ha fatto la stampella e la brutta roba, sono domande.